Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera Massimo, a te la linea. Buonasera Sveva, buonasera a tutti amici, bentrovati. Sono da solo questa sera e sono in diretta con voi per questa puntata dell'Avvocato risponde e sono qua da casa mia oggi perché ho avuto dei appuntamenti qua vicino a casa mia. E quindi, ripeto, sono qui in diretta, se volete potete intervenire. Gli argomenti di cui tratteremo oggi, no? Cioè io ho un'ora qua, scusate. Scusate che ho delle persone, dobbiamo... allora, dicevo, la puntata tratterà su temi giuridici, tra i quali amministrazione del condominio, quindi parleremo dell'amministratore di condominio, parleremo delle dichiarazioni fiscali che sono prossime all'entrata in vigore e poi parleremo anche di altro. Vi lascio il numero di telefono 02 92 94 7222 per intervenire, 340 670 90 96 59 su WhatsApp. Potete scrivermi e fare domande e io vi ascolterò. Dato che le scorse puntate abbiamo parlato dell'amministratore di condominio, abbiamo parlato dei problemi che possono sorgere all'interno del condominio, devo dire che sono arrivate tante domande da parte vostra e quindi abbiamo deciso di fare un'altra puntata oggi su questo tema, perché abbiamo visto che c'è stato un grande riscontro, no? E quindi perché no, abbiamo detto, perché non riproporre gli stessi argomenti in maniera un pochettino diversa rispetto a quelli già sottoposti alla vostra attenzione prima. E quindi facciamo questa puntata su questo, dividendola in due. La prima parte, poi chiaramente potete telefonare e raccontarci, chiederci anche altro. Chiedermi perché sono da solo, quindi telefonate che per me sarà un piacere potervi rispondere, ma la divideremo in due. Una prima parte dove parleremo di appunto temi condominiali, quindi avete problemi col condominio, avete problemi con il regolamento di condominio, avete problemi con l'amministratore, con il 110, di tutto e di più. E poi nella seconda parte parleremo invece di fiscale, quindi dato che è prossima la dichiarazione fiscale, quindi sarà prossima il versamento degli acconti entro il 30 giugno, vi spiegherò come fare a scaricare la dichiarazione precompilata, a controllare i dati della precompilata e a mandare via la dichiarazione, trasmetterla poi e nel contempo versare gli acconti entro giugno. Sono in diretta anche sul mio canale di TikTok, se qualcuno volesse, ma mi può sentire anche lì. C'è un po' di gente, diventerai consulente finanziario? Intanto rispondo non credo, perché sono già avvocato e sono commercialista, non credo assolutamente di diventare consulente finanziario, sto rispondendo a una domanda. Intanto lascio ancora una volta il telefono, ragazzi, chiamatemi, scrivetemi, mi fa piacere essere con voi e ascoltare le vostre domande. 02 9294 7222. Partiamo con le problematiche che possono sorgere con l'amministratore di condominio. Dovete sapere che l'amministratore di condominio, come più volte detto, è e deve fungere da ruolo di amministratore dello stabile, quindi senza alcun tipo di interesse proprio personale, evidentemente, e deve essere super partes, dovendo fare esclusivamente gli interessi dei condomini. Abbiamo visto che in determinate situazioni questo non avviene, quindi da lì possono sorgere dei contenziosi e delle problematiche. Cosa fare se doveste avere problemi con amministratori di condominio? Ma innanzitutto è molto semplice. Primo, capire dov'è il problema, cioè capire che tipo di problematica soggiace. Ci possono essere problemi di convocazione dell'assemblea, ci possono essere problemi di spese che non vengono ripartite correttamente, quindi capire bene dov'è l'attrito che avete, che tema riguarda l'attrito che avete con l'amministratore e da lì sviscerare quali potrebbero essere le azioni difensive o di contrattacco, ovvero di contestazione nei confronti dell'amministratore. È chiaro che in queste fasi io, come sempre dico, vi riferisco, investite in un consulente, cioè trovate in un consulente legale, un avvocato, una persona che possa rappresentarvi, perché il metodo fai da te, come dico spesso io e come diciamo noi, non è vincente. Quindi è chiaro che gestire una cosa così complessa da soli
non è facile e soprattutto si rischia addirittura di peggiorarla la situazione, di aggravarla. Quindi il fatto di farsi assistere e di, tra virgolette, avere un consulente che vi tutela, diciamo così, vi aiuta a gestire meglio la problematica, ok? Quindi questa gestione della problematica la potete fare con uno specialista, con un avvocato. Intanto invito anche le persone a scrivermi. Ecco, una persona mi fa una domanda: quando ti trasferirai negli Stati Uniti? Vabbè, io sapete che sono amante degli Stati Uniti, ma per adesso sono ancora qua, quindi sono ancora qua in Italia. Quindi, tornando a noi, dicevo, quindi fatevi assistere da un legale, fatevi assistere da una persona che vi può aiutare a fare, per esempio, una lettera di contestazione. Quello che abbiamo visto è che spesse volte gli amministratori vanno avanti per anni senza che nessuno gli dica mai niente. Allora, se qualcuno sbaglia, come qualsiasi altra professione, qualsiasi altro lavoro, è chiaro che uno anche ha il diritto di contestare un operato. Ora, questo non vuol dire accusarlo e, diciamo così, tra virgolette, andare subito allo scontro, ma vuol dire avere dei chiarimenti. Cioè, se vengono predisposte delle spese di manutenzione, magari in maniera errata, o comunque vengono ripartiti i costi in maniera non corretta, voi avete il diritto, nonché il dovere, di contestare all'amministratore il proprio operato. Abbiamo visto che spesse volte queste cose non vengono fatte. Intanto c'è un po' di persone che mi scrivono su TikTok e io sono sempre qua nel caso poter rispondere anche alle vostre domande. Dicevo, rilascio ancora il numero di telefono 02 9294 7222 per intervenire in diretta e farmi delle domande, o anche su WhatsApp 340 670 9659. Potete scrivermi su WhatsApp o chiamarmi anche su temi che non riguardano la puntata di oggi. Lo voglio ribadire, cioè qualsiasi dubbio che avete o chiarimento che volete approfondire, ovviamente trattasi di questioni legali, fiscali, sono anche commercialista, tributarie e tutto, potete scrivermi una mail. Scrivermi una mail e chiamarmi soprattutto. Quindi dicevo, cosa fare? Abbiamo detto già una cosa molto importante: trasmettere una lettera, una contestazione, una missiva nei riguardi dell'amministratore, ok? Riguardo all'amministratore, cominciare a, tra virgolette, ad abbozzare una lettera di contestazione. Vuol dire proporgli una diffida, cioè trasmettergli una diffida, trasmettergli una lettera circostanziata dove gli andate a riferire determinate attività che può aver compiuto in spregio magari del regolamento condominiale, in spregio di appunto alcune diciamo così, omissioni che può aver compiuto. Tipico è il caso dell'inerzia magari dell'amministratore che in determinati casi non convoca l'assemblea per deliberare delle questioni importanti, no? Queste attività, se dovessero essere omesse, voi avete il diritto, nonché il dovere di, diciamo così, trasmettere un documento che va a sollecitare l'attività appunto dell'amministratore. Chiaro che l'inerzia e la mancata trasmissione di un documento di contestazione non fa altro che peggiorare la situazione, perché poi a distanza di anni non si può più, o comunque diventa meno incisiva l'azione. Se un amministratore entra in carica da subito, o comunque da qualche mese, da un anno, e ci sono una serie di attività che non ha compiuto, è chiaro che aspettando più anni si peggiora, perché poi non puoi andare dopo 3 anni e dire: ah, ma tu hai fatto quella cosa 1 anno, 2 anni fa. Bisogna essere tempestivi nella contestazione, questa è la prima regola, no, in generale. Intanto vediamo se qualcuno su TikTok mi vuole fare qualche domanda. Ho visto che si stanno collegando un po' di persone, ci sono un po' di utenti. 200 persone che mettono i like. Scrivetemi anche da qua che io risponderò, se posso, alle domande. Quindi dicevo, quello che noi spesso facciamo è anche una rappresentanza in assemblea, cioè lo suggeriamo, perché qualora ci sia una problematica all'interno del condominio, chiaro che nell'assemblea, se dovesse esserci appunto un problema serio, è anche utile farsi rappresentare dall'avvocato, perché in questo caso l'avvocato può fare le vostre veci e soprattutto può lasciare traccia
in maniera più sostanziosa di eventuali contestazioni che dovessero sorgere. Okay? Quindi questo sicuramente è un qualcosa che va fatto, cioè una contestazione che è formale, ufficiale, che non lascia campo a fraintendimenti, dove il legale appunto contesta l'operato. Che cosa fare se l'amministratore non segue, tra virgolette, non ottempera alle richieste fatte? Beh, innanzitutto si può provare o a fare un'azione giudiziale, dopo che appunto si è provato in maniera, chiamiamo conciliativa, o comunque chiamiamo preliminare, a provare a trovare una soluzione, ma qualora lui mette un muro e non ti dà la possibilità di ottenere un risultato, chiaro che l'unico strumento che rimane è quello di fare un'azione legale, quindi un'impugnazione della delibera assembleare, qualora ci siano gli estremi, o se no un'azione di responsabilità contro l'amministratore di condominio, che è sicuramente sempre fattibile. Quindi in questo caso, ribadisco, si può fare azione di responsabilità e si può contestare all'amministratore una serie di cose che non ha fatto. Vi lascio ancora il telefono per telefonarmi, se volete, anzi, ben venga. Ecco, questo è interessante. Una domanda che mi arriva da TikTok. Come mai il fisco interpreta le plusvalenze dei fondi come redditi da capitale? Ma no, dipende, ma queste sono domande molto tecniche che stridono un po', ecco. Non vorrei parlare di queste cose, anche perché se andiamo a parlare di quello che l'Agenzia delle Entrate, che sarebbe il fisco, crede, e con dei documenti interni, delle prassi, rispetto a quello che è la giurisprudenza, non se ne finisce più. Quindi cioè, questi argomenti di natura dottrinale, perché questo lasciano il tempo che trovano, fanno fede alle leggi e fa fede alla giurisprudenza. Io feci una causa, tra virgolette, recentemente, dove contestai proprio questo all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, cioè gli atti interni, gli atti di prassi, non dico che è carta straccia, però è un documento interno e tale rimane. Quello che fa fede è sicuramente una sentenza, una legge, e quindi cioè, in questi casi, mi permettete, ma non ho molto timore quando l'Agenzia delle Entrate contesta. L'Agenzia delle Entrate contesta sempre, ogni volta contesta, quindi capite che cioè, è una lotta continua con l'amministrazione finanziaria. Talvolta hanno ragione, talvolta no, perché vanno su delle accuse o delle interpretazioni che sono, dal mio punto di vista, errate. Quindi sicuramente anche lì, se avete problemi con l'Agenzia delle Entrate, io recentemente ho studiato per una persona e ho fatto un'azione per una persona nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, perché non voleva e non vuole tuttora registrare un contratto con cedolare secca a una società con partita IVA. E questa è una difformità rispetto a una sentenza che c'è stata che consente la registrazione di una cedolare secca anche appunto al conduttore che agisce con partita IVA, okay? Qualora l'immobile sia destinato comunque ad abitazione. Questa è l'interpretazione. E abbiamo fatto una causa. Quindi le cause, diciamo così, sono sempre l'ultimo step, no? Per risolvere un problema, però può essere anche l'aspetto decisivo, perché il voler fare una causa alla fine determina la volontà o meno di risolverla, qualora non si risolva nelle fasi preliminari. Allora, rilascio il numero di telefono 02 9294 7222 per chiamarmi in diretta. Dai, fatemi compagnia, per favore, che oggi, se no, la puntata è lunga, quindi io vado avanti a parlare perché non ho problemi. Peccato che non fai il consulente finanziario, però non posso farlo, ma non avrei neanche le capacità, perché poi alla fine una cosa molto importante è, dico sempre, mai essere tuttologi, no? Quindi io personalmente investo in borsa come come molte persone, ma ho buonasera intanto, ma dicevo, ho un approccio molto conservativo, quindi investo per tenere, no? Tipo alla Warren Buffett, no? Non certo per fare trading, ecco, anche se, ripeto, i trader sono bravi, ecco, ce ne sono tanti, ma non è il mio modo, anche perché non ho tempo di mettermi lì a fare il trader, quindi capite che, insomma, è quel che è.
allora, dicevo, quindi torniamo a noi, abbiamo detto, andiamo avanti ancora a parlare del condominio e dell'amministratore. Sicuramente, come ho detto, la parte quella più importante è la contestazione che deve essere fatta nei confronti dell'amministratore con una lettera, con una missiva, ok? Quindi evitate di mandare mail, cioè va assolutamente trasmessa una lettera di contestazione da parte di un avvocato, perché solo così riuscirete a farvi sentire, no? Quindi voglio dire, tanto c'è una sentenza importante oggi proprio che l'avevo vista, di cui voglio parlare. Il danno da perdita del super bonus non è un danno in re ipsa, ma una perdita di chance. E questa è stata una sentenza importante perché dovete sapere che con il super bonus ci sono stati tantissimi problemi, più che, tra virgolette, problemi, cioè cose positive, no? Ci sono state molte ditte appaltatrici con i super bonus, hanno interrotto i lavori, hanno lasciato purtroppo i lavori fermi lì e non consentendo al condominio di concluderli. Quindi sono stati più problemi che cose positive, no? Quindi anche lì il super bonus, che doveva nascere come una cosa così vantaggiosa, in realtà non lo è stato, perché alla fine abbiamo detto, e lo diciamo, non ci stanchiamo mai di dirlo, purtroppo si sono scatenati una serie di contenziosi che sono stati senza precedenti. Quindi il contenzioso da 110 è stato una cosa incredibile, perché, come ho detto, è stato fatto in modo superficiale molte volte e soprattutto quando non si potevano fare determinate cose le hanno fatto lo stesso, e da lì poi ci sono stati controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate che molte volte cioè, hanno, tra virgolette, contestato il lavoro che è stato messo in piedi con il 110. Quindi questo è quello che mi viene da dire. Allora, rilascio il numero di telefono se volete chiamarci, dai, chiamatemi, mi fa piacere, 02 9194 7222. Ok, potete parlare con me in diretta e farmi domande di qualsiasi tipo. Io risponderò, cercherò di rispondere in maniera circostanziata. Allora, poi abbiamo detto di questa cosa, abbiamo detto quanto dura in carica un amministratore. La durata in carica dell'amministratore di solito è 3 anni, quindi, però è chiaro che lui poi si può dimettere, no? Può anche andare via prima. Noi abbiamo avuto tanti casi in cui l'amministratore, anche durante il suo mandato, ha lasciato l'incarico. Perché? Perché evidentemente, tra virgolette, non se l'è più sentita di proseguire con l'incarico, è mancata la fiducia con i condomini, ci sono state delle problematiche e quindi da questo punto di vista, tra virgolette, come avviene la sostituzione? Molto semplice. I condomini devono nominare un nuovo amministratore sulla base magari dei curriculum che arrivano, curriculum vitae, dell'esperienza pregressa. È chiaro che un'amministrazione di condominio non è un ruolo semplice, perché immaginiamo un condominio con non so quanti appartamenti, con non so quanti condomini, cioè gestirli tutti non è una banalità, eh? Quindi, cioè, voglio dire, è chiaro che possono nascere dei problemi seri, possono nascere dei problemi seri. Quindi il fatto di, tra virgolette, non accettare troppi incarichi per un amministratore può essere un problema, perché io dico sempre, cioè, un amministratore non è che ha due mani, ecco, cioè, quindi se gestisce n condomini non può essere presente in tutti con la stessa efficienza. Quindi anche il tema di dover gestire tanti condomini è un tema particolare che dovrebbe essere, secondo me, regolamentato meglio, cioè, ovvero uno non può avere troppi incarichi, perché sennò non riesce a concentrarsi su quello che è il suo lavoro in modo professionale, no? È come un avvocato che deve fare 100 cause, è chiaro che non può farle bene, le farà bene se si farà aiutare da qualche suo collega, ma se lui è responsabile, insomma, non è dare la qualità sempre al suo modo, non è semplice, quindi, tra virgolette, può essere un problema. Allora, dicevo, recentemente mi ha chiamato una persona, in questo caso ci ha chiamato una persona, perché? Perché ha problemi con l'amministratore. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo recuperato i documenti, abbiamo recuperato il regolamento condominiale, abbiamo scritto all'amministratore contestandogli una serie di attività che lui ha compiuto,
Dopodiché si è instaurato questa fase preliminare che ha portato successivamente, in un'assemblea successiva, addirittura a dimettersi. L'amministratore si è dimesso perché effettivamente probabilmente si è reso conto che certi tipi di sue attività probabilmente non erano state compiute in modo corretto. Quindi si è dimesso e tuttora il posto è vacante, quindi dovranno nominare un nuovo amministratore di condominio. Quindi cioè, voglio dire, è chiaro che la prassi è quella, non può rimanere un condominio senza l'amministratore, deve per forza esserci, questo è evidente, come una società. Amministratore unico deve per forza esserci, indipendentemente poi dal fatto che c'è solo un socio, l'amministratore di una società deve esserci, se no si procede addirittura giudizialmente a nominarlo, qualora non venga nominato. Ecco, abbiamo detto quindi questa cosa, ecco, che tipo di procedimento fare? Allora, innanzitutto nei confronti dell'amministratore, innanzitutto sapete che il tema condominiale è soggetto a mediazione obbligatoria, quindi se fate una causa di natura condominiale, la mediazione è obbligatoria, quindi vuol dire fare questa istanza di mediazione, trasmettere questa istanza di mediazione e permettere che ci sia questa fase dove il mediatore tenta di conciliare. 8 volte, 9 volte su 10 non va bene questa cosa perché viene sempre, tra virgolette, cassata. Ma successivamente, quando la mediazione è terminata, questa fase di mediazione è terminata, si può fare la causa. Invece, viceversa, se ci sono gli strumenti, potete fare un'azione cautelare, che è il 700. Mi è arrivata una domanda interessante. Consigli il settore delle aste giudiziarie? Allora, questa è una domanda interessante molto e soprattutto merita una risposta, perché il settore delle aste giudiziarie, che di per sé potrebbe essere molto vantaggioso per quanto riguarda gli acquisti immobiliari, cela una serie di insidie e vengo a dire, innanzitutto che la procedura è molto complessa. Quindi non pensate, o meglio, se lo fate dovete essere preparati di andare a fare un'asta giudiziaria senza non avere al minimo un'esperienza legale o delle conoscenze molto forti di diritto. Perché innanzitutto sono soldi che escono, perché alla prima offerta che fate può essere che magari siete già obbligati a... poi ci sono un sacco di costi indiretti. Per esempio, voi vedete il costo dell'appartamento, no? Che magari lo strappate a un prezzo molto buono. Poi da lì però ci sono tutti i costi della procedura e quindi valutare l'investimento nel complesso vuol dire valutare sia il costo dell'immobile che di per sé può essere, ribadisco, molto vantaggioso, ma anche valutare i costi indiretti che dovete verificare molto bene sul regolamento d'asta, soprattutto anche i rilanci, come avvengono, la richiedono comunque la garanzia, la caparra iniziale, tutta quella serie di cose, cioè sono cose che sicuramente non possono essere affrontate in modo superficiale. Ah, dicevo come ambito legale e professionale. No, beh, io assolutamente non mi può dire cosa sono i millesimi di un condominio? Ma molto semplice, questa è una domanda interessantissima. Adele Selvaggio. Beh, i millesimi del condominio, signora Adele, non sono nient'altro che la quota che lei ha, se è proprietaria di un appartamento come penso sia, da quella domanda che mi ha fatto, relativamente al totale dei millesimi. Quindi il suo appartamento pesato sul totale del fabbricato dove soggiace il suo appartamento, ovvero il condominio, pesa per numero tot millesimi. Più i millesimi sono alti, va da sé che più l'appartamento o comunque l'immobile incluso del condominio pesa all'interno del condominio. Un bilocale avrà millesimi che un trilocale o un quadrilocale da sé. Quindi più millesimi avete, più avete potere in assemblea per deliberare, perché ovviamente certe assemblee passano con la maggioranza, altre passano con la maggioranza assoluta, altre, insomma, ci sono tutte queste, quindi i millesimi servono a quelli. Quindi sicuramente anche i millesimi, quando soprattutto si va a fare un'assemblea e a rappresentare dei condomini molto bene, perché affinché un garage sia considerato la pertinenza deve trovare l'abitazione. Beh, deve essere attinente, è chiaro questo, cioè non può essere un appartamento che sta in un altro immobile, deve soggiacere nello stesso perimetro, nella stessa ubicazione della casa, è dire da sé. Pertinenza vuol dire che è un di cui della casa, quindi non può sicuramente essere al di fuori della casa.
o non può sicuramente essere al di fuori del condominio, deve essere nella struttura condominiale o nella struttura abitativa per essere una pertinenza, se no è un garage a sé stante, non viene accatastato insieme all'abitazione. Questo è molto semplice, quindi se l'abitazione è accatastata come appartamento, va da sé che l'appartamento è sotto l'abitazione o da parte o contiguo, cioè, quindi su questo insomma, c'è poco altro da dire, spero che sia chiaro, no? Quindi fatto della pertinenza è molto importante, che chiaramente se è la prima casa anche il garage seguirà le agevolazioni della prima casa, perché è una pertinenza della prima casa. Scusate il non sbadiglio, ma io, essendo tornato dagli Stati Uniti, ho ancora un po' di jet lag, quindi non è che perché mi sto annoiando, anzi tutt'altro, sono molto, però il jet lag per chi l'ha provato non è banale da assorbire. Vi lascio il telefono 02 92 94 7222, potete chiamarmi in diretta e sarò molto contento. Io spero che qualche telefonata arrivi oggi, perché va bene che oggi non sono in studio per questo impedimento dell'ultimo, che sennò io cerco sempre di andare, tranne quando ero negli Stati Uniti che mi sono collegato. Intanto la nostra Sveva mi dice che fra 2 minuti c'è la pubblicità e va bene, facciamo la pausa fra 2 minuti, quindi alle 17:31 mi toglierà la linea a Sveva che mancherà la pubblicità. Quindi dicevo, che cosa fare? Ragazzi, bisogna agire, cioè, questo lo dico sempre io, cioè, sicuramente non stare lì a aspettare che i problemi si risolvano da soli, i problemi non si risolvono mai da soli, i problemi vanno affrontati e risolti, ok? Quindi non c'è mai bisogna mai avere la presunzione di risolvere i problemi, bisogna sempre avere, diciamo così, l'umiltà di, tra virgolette, risolvere con un comportamento attivo le varie problematiche. Questo è quello che mi viene da dire. Intanto, sicuramente, ecco, cosa quando vuoi, ecco, allora io direi, a questo punto lascio la parola, lascio la linea a Sveva per la pubblicità e poi fra un minutino torniamo, ok? Seguiteci. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time, entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A te la linea, Massimo. Ecco Sveva, grazie. Ritorno con voi in diretta ancora da remoto, sono qua comunque in diretta con voi. Abbiamo affrontato una puntata particolare ancora una volta perché riteniamo che siano temi molto delicati da affrontare, ma anche di grande attualità, perché i problemi che noi cerchiamo di esporre sono quelli che viviamo tutti noi, io in primis, perché non è che io che vi racconto i problemi degli altri non le ho anche io, ne ho anche, li devo risolvere da soli, come tutti noi. Quindi sicuramente avere una persona di fiducia accanto, un consulente che vi dà una mano,
è secondo me importante. Quindi non pensate che a volte qualcuno viene da noi e mi dice: ma avvocato, sì, io spero di non aver mai bisogno di lei. Ma non è che aver bisogno di un avvocato vuol dire essere particolarmente sfortunati, cioè fa parte della vita, non per nulla, cioè, scusate, non è mai detto che invece quando andate da un avvocato siate poi particolarmente sfortunati nella vicenda. Magari poi la vicenda funziona bene, riuscite a risolverla grazie appunto al legale o grazie a dinamiche che magari voi potreste ritenere inizialmente come difficili ripeto, dovete essere più concreti nel pensare che tutti hanno bisogno anche di un avvocato, anche di un medico, e quindi ripeto, va bene così, cioè va bene così, non dovete affliggervi se qualche problema ce l'avete, dovete risolvere i problemi ed essere efficaci, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente condominiale, perché l'ambiente condominiale, come ho detto, è delicatissimo. Ciò detto, la seconda parte, come promesso, parleremo di fisco, parleremo di agenzia delle entrate, parleremo di cartelle esattoriali, ma più in particolare della dichiarazione precompilata, ovvero siamo a aprile, quasi a maggio, perché adesso con le feste, ponti e tutto, ci ritroviamo in un batter d'occhio a maggio, e il 30 giugno c'è la prima grande scadenza, che è il versamento degli acconti IRPEF e anche IRES per società e IRAP. Quindi che cosa fare se siete titolari di partita IVA, soprattutto se siete pensionati, se avete redditi, bisogna, prima di fare la dichiarazione, accedere alla propria posizione di dichiarazione precompilata, ovvero andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ok, e andare a scaricare, tra virgolette, a controllare in primis la vostra dichiarazione precompilata, perché dovete sapere che il fisco mette a disposizione da qualche anno già i dati fatti, precompilati, dice la parola stessa. Quindi, come precompilati? Vuol dire che praticamente tra virgolette, ci sono per esempio le spese mediche che sono già inserite, ci sono i redditi che avete percepito, alcuni, non tutti, ci sono i contributi che avete versato alla cassa professionale, alla cassa geometri e a tutto di più. Quindi con quelli vi dà una grande mano, perché praticamente il lavoro è già fatto, dovete controllarli e verificare che siano appunto corretti. Come fare? Veramente con la carta di credito. Se avete pagato con la carta di credito potete andare a rintracciare che le spese mediche siano quelle corrette, ma soprattutto con le ricevute fiscali, chiaramente, se le avete, come mi auguro che avete, perché quelle della farmacia magari si possono perdere, ma quelle degli interventi più importanti dovete averli. Nel caso, non so, un intervento frattivo, no? 3-4 mila euro, lì dovete tenere la ricevuta. L'Agenzia delle Entrate 9 su 10 le ha prese, cioè le ha intercettate, ma un controllo va fatto, proprio perché sono soldi. Quindi, una volta fatto l'accesso al cassetto fiscale, come fare l'accesso al cassetto fiscale? Intanto mi ricollego anche su TikTok, perché così riprendo la live che l'avevo sospesa, diciamo così, come entrare nel cassetto fiscale? Innanzitutto dotarsi di SPID, che penso che tutti voi avete, o di carta elettronica, inserirla in un lettore smart card o in una chiave USB, oppure con lo SPID, ovviamente senza lettore smart card, ma semplicemente con il vostro codice SPID, entrare dentro nel sito dell'Agenzia delle Entrate e cliccare dichiarazione precompilata. Dichiarazione precompilata, si aprirà la vostra dichiarazione precompilata e potrete scaricare tutti i dati della dichiarazione precompilata, guardarli, analizzarli, ci saranno i dati del fabbricato, se siete proprietari di immobili, i dati dei redditi, e poi da lì trasmettere eventualmente la dichiarazione, ok, dei redditi direttamente all'Agenzia delle Entrate. Quindi molto semplice, devo dire, l'hanno agevolata molto bene questa parte. È abbastanza immediata, perché si riesce in poco tempo a guardare i dati, a trasmetterli, e quindi il consiglio che vi do è provare anche autonomamente. Poi, se ci sono delle fattispecie molto difficoltose, allora potete magari chiamare un commercialista. Do il telefono, dai, una telefonata la voglio avere, manca ancora un po', quindi dai, vi invoglio a chiamarmi, a farmi compagnia.
02 9194 7222, rispondo con molto piacere a tutte le domande che mi farete, ok, sia di natura fiscale che legale, insomma, previdente. Quindi sono a vostra completa disposizione. Sono anche in diretta su TikTok, la mia pagina di TikTok, che è qua, dove ho un po' di gente che mi sta seguendo, e quindi niente, sono a vostra disposizione. Quindi abbiamo detto dichiarazione precompilata, come fare? Ribadisco, SPID, accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate, scaricamento dei dati della precompilata, analisi, dopodiché se sono giusti li accettate, se sono sbagliati fate no e correggete i dati autonomamente, e quindi fate una correzione manuale sul cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, inserendo i dati corretti. Questo devo dire che è un che ha messo a disposizione l'Agenzia. Se invece siete titolari di una SRL, ovviamente la dichiarazione precompilata non c'è, ma dovete avvalervi in questo caso di un commercialista che vi farà il calcolo delle imposte, trasmetterà poi la copia della dichiarazione per poi andare a pagare gli acconti d'imposta. Scusate lo sbaglio, gli acconti d'imposta scadono quando? Il 30 giugno c'è il primo acconto d'imposta. 30 giugno IRES e IRAP, ok? Quindi in questa fase dovete segnarvi sul calendario il fatto che a fine mese dovete cacciare fuori i soldi per l'acconto delle imposte, purtroppo. Quindi la prima scadenza è quella. Altre scadenze per quanto riguarda i titolari di partita IVA dopo il 30 giugno non ce ne sono, perché la dichiarazione poi scade a ottobre. Okay? Il 31 ottobre scade il termine della dichiarazione e poi ci sarà il secondo acconto da versare. Insomma, in ogni caso, ribadisco, quando siete titolari di partita IVA, ricordatevi che la dichiarazione precompilata non si può trasmettere dal sito dell'agenzia, la potete scaricare, poi importare sul software dell'Agenzia delle Entrate quella titolare di partita IVA, e a quel punto compilare i dati con i dati costi e ricavi, ok? Quindi da lì fate il calcolo delle imposte e poi la mandate via. Intanto c'è un po' di persone, Raffaella, Guido, Adriana, che partecipano. Chiamatemi in diretta 029194 7222, WhatsApp. Il Grande Avvocato, da noi hanno ripartito gli organi di super bonus con millesimi sbagliati. Ecco, Rosanna, ecco, sì, è tipico. Io adesso sto facendo una causa molto grossa su super bonus e lì è successo di tutto e di più, cioè ci sono stati fatti degli errori incredibili. Poi la norma devo dire che è cambiata tante volte, no? È partita prima, adesso è 70%, no? Prima era il 110, poi 80, adesso sta. Cioè, quindi nella complessità delle norme cambiate, perché onestamente mi piace dire che non è che il compito in questo caso degli amministratori sia stato semplice, però appunto questo cambio repentino di norma ha aggravato, ha aumentato molto il rischio legale, perché i conti sono spesso sbagliati, non tengono in considerazione per esempio alcune fattispecie che dovevano tenere conto. Scusate ragazzi, il jet lag americano mi sta uccidendo, e quindi automaticamente sono stati più problemi che le cose positive. A qualcuno è andata bene, a molti, grazie a Dio, però a chi è andata male sono state lacrime e sangue, perché sto 110 è incominciato bene e finito malissimo. Quindi buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio avvocato, buon pomeriggio a te Antonio. Quindi, ripeto, ragazzi, i problemi ci sono, ci diamo tutti, casa, però effettivamente dove i problemi nascono con la casa è un peccato, perché la casa è sacra, quindi insomma, avere dei problemi su un'abitazione non è assolutamente bello. Ok, vediamo se qualcuno si collega. Intanto ridò il numero di telefono 02 9294 7222 per telefonare in diretta e farmi qualsiasi tipo di domanda di natura legale e fiscale, potete chiamarmi tranquillamente. Ecco, diciamo, andiamo avanti a parlare ancora un po' di Agenzia delle Entrate. Abbiamo detto scadenze fiscali prossime a fine maggio, a fine giugno, scusate, dichiarazione entro ottobre, calcolo degli acconti e invio degli acconti entro il 30 giugno. Cosa fare se arriva una cartella esattoriale? Dato che
abbiamo tante persone che abbiamo assistito, tra virgolette, in corso di contestazione da parte dell'Agenzia della riscossione, sicuramente l'approccio da fare quando arriva una cartella è analizzarla bene, capire da dove arriva il debito. Spesso il debito arriva da mancati versamenti, da tra virgolette, problemi di mancata versamento. Ora è in corso una ATP che è esatto, sì. Stavo rispondendo a domande prima. Ora è in corso una ATP con CTO, è tipico, accertamento tecnico preventivo, mi sembra giusta come azione averla fatta, e anche il CTU ovviamente dovrà esprimersi su eventuali incongruenze, quindi il procedimento mi pare corretto, che è stato incardinato, perché l'ATP è molto buono, consente anche appunto di verificare in tempi ragionevoli chi ha ragione, no? Essendo un perito terzo, il perito terzo dovrebbe esprimersi nella maniera più efficace ai super partes, nell'interesse di tutti, ok? Poi è anche vero che chiaro che possono fare delle valutazioni sbagliate anche i periti di parte, per i periti quelli nominati al tribunale, però insomma, c'è la garanzia che sia un professionista esterno, almeno quello. Quindi da questo punto di vista credo che sia una buona azione. Poi da lì, signori, dovete incrociare le dita perché allora stavo dicendo, e quindi cosa fare se arriva una cartella? Sicuramente aspettare a pagarla, come dico io, cioè le cartelle esattoriali, come qualsiasi avviso di addebito, devono essere pagate subito. Bisogna aspettare a pagarle, analizzarle, farle analizzare, perché da un possibile debito ci può magari essere un errore. Massimo ha ricevuto il benefattore, Massimo. Buonasera avvocato, ciao carissimo, grazie delle donazioni, non so come vengono dette. Io sono qua in diretta in radio oppure su TikTok. TikTok oggi è più presente che la radio, perché la radio nessuno mi chiama. 0292947222. Chiamatemi in diretta e fatemi domande di qualsiasi tipo di natura, legale, fiscale, tributaria, che io cercherò di rispondervi. Ci dicevo, quindi in caso di cartella esattoriale il problema è quello, cioè riuscire a predisporre un'istanza di sospensione magari, oppure un'istanza di rateazione, oppure un'istanza in autotutela. Cos'è l'autotutela? Consente l'autotutela di, tra virgolette, portare all'attenzione della pubblica amministrazione un atto e chiedere che venga riesaminato. Caro stimato avvocato, lei dice sempre cose giuste e reali. Massimo mi fa un complimento molto, molto bello. Dice che dico sempre cose... Ma Massimo, io ti ringrazio, cerco di essere il più imparziale possibile, nonostante le mie simpatie, perché evidentemente ciascuno di noi le ha, però cerco di essere il più imparziale, o comunque il più giusto, anche rispettoso verso l'avversario, perché non è che tutti dobbiamo pensare le stesse cose. Però, insomma, avere una persona che è sincera, che cerca di esprimersi secondo l'opinione sicuramente personale, ma essendo anche rispettoso delle opinioni altrui, è sempre positivo. E grazie, comunque molto piacere ricevere queste bellissime frasi. Salvatore partecipa, un po' di gente che partecipa. Io rimango qua in diretta su Radio Libertà, abbiamo ancora 10 minuti scarsi, no 10 minuti, e abbiamo ancora tempo per parlare dell'Agenzia delle Entrate, che è un po' inquietante sempre, questa Agenzia delle Entrate. Sicuramente quello che io vorrei è che l'Agenzia delle Entrate, così come l'ente statale in generale, fosse un ente con il quale ci si può parlare. Spesso non è così, perché riuscire a prendere un appuntamento, riuscire a risolvere un problema con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia della riscossione è diventata una chimera a volte. Quindi c'è una chiamata. Oh, finalmente. Sveva mi dice che sarà. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, chi è, da dove chiama? Sì, buonasera. Allora, io chiamo dalle Canarie, mi chiamo Roberto. Roberto, tanto piacere. Allora, anche a me. Allora, non so se hai letto il messaggio, l'Italia è l'unico paese cretino che fa pagare le imposte prima che uno abbia guadagnato, abbia avuto un reddito, il famoso acconto. Giusto.
Perché se non ho avuto il reddito, perché devo pagare un anticipo? Se se avrò un reddito futuro, come fanno loro a sapere che anticipo devo pagare? E questo è un altro punto. Le rispondo elemento. anche con una Momento, possibile soluzione. C'è altro? Poi, se uno paga l'acconto, mettiamo io pago l'acconto adesso a fine mese, no, io non lo pago perché sono in Spagna comunque, forse in Italia pagherei l'acconto a fine mese, eccetera, eccetera. Poi schiatto, quell'acconto lì che io ho pagato, chi lo ridà indietro agli eredi? E secondariamente quell'acconto lì che va agli eredi va nell'asta ereditario, che quindi dovranno pagare le tasse su quell'acconto che deve tornare indietro, che però non deve essere tassato. Basta, secondo me è così. La ringrazio. Le rispondo. Buona ok, grazie, mi chiami ancora, grazie della telefonata. Le rispondo subito. Allora, il contribuente, nonché amico di Radio Libertà, fa una domanda più che legittima e giusta. E dice: il meccanismo degli acconti è un meccanismo tutto italiano, anche altri paesi ce l'hanno, ma non così importante, perché per chi non è tecnico, lo Stato ti dice: adesso dobbiamo fare la dichiarazione sul periodo d'imposta 2024, ma siamo nel 2025. Quindi entro giugno lo Stato ti dice, l'Agenzia delle Entrate in particolare, tu hai fatto un reddito nel 2024 di 100, ok? Un reddito imponibile di 100. Tu, su questo reddito imponibile dell'anno scorso, si chiama metodo storico, mi devi già versare le imposte del 2025 sulla base di quel reddito che tu hai dichiarato. Ma giustamente, come dice il contribuente amico, dice: ma non è detto che io riesca a fare lo stesso reddito, quindi mettete il caso che mi ammalo e che faccio meno, no, di reddito rispetto all'anno prima, mi trovo ad aver versato degli acconti in eccesso. Cosa succede? Ci sono delle piccole strategie. Una di questi è non utilizzare il metodo storico. Per calcolare le imposte, oltre al metodo storico, c'è anche il metodo previsionale, che consente a un contribuente di versare solamente in previsione di quello che sarà il suo reddito gli acconti, ovvero, per essere concreti, adesso siamo nel 2025, nel 2025 siamo a metà anno, quindi a metà anno un contribuente più o meno sa quanto ha fatto di fatturato, se più o meno in linea, no? Mettiamo il fatturato di un avvocato, o di un commercialista, o di un qualsiasi imprenditore. Insomma, adesso siamo ad aprile. Ad aprile uno ha sotto controllo il fatturato, perché sono fatture elettroniche, vedi che il tuo fatturato è in linea con quello dell'anno scorso, per adesso. Quindi automaticamente tu sai che bene o male farai più o meno lo stesso imponibile, più o meno. E quindi dentro di te dici: vabbè, ma a questo punto gli acconti possono anche essere versati col metodo storico che ho detto. Se viceversa, capisci che magari hai avuto un malanno, una persona che se è già titolare di partita IVA può benissimo aver avuto un problema e aver lavorato di meno rispetto all'anno prima. Allora cosa fa? Lui versa un acconto e basta, il primo acconto, mentre il secondo acconto, quello che si verserà a novembre, aspetta a versarlo. Aspetta a versarlo vuol dire non fa il metodo storico, non lo fa sulla base dello storico, ma versa un primo acconto cautelativo che può essere di 5. Poi quando arriva a novembre valuta insieme al fatturato che sarà quasi definitivo e all'imponibile che sarà quasi definitivo l'eventuale differenza da pagare. Così chiuderà la sua imposta sul 2025. Questo si chiama metodo previsionale, che io faccio e suggerisco di fare in tanti casi, un po' rischioso da fare quando si sanno esattamente le cose. Se c'è un contribuente che ha sotto controllo i conti in modo molto analitico, allora va fatto il metodo previsionale. Altra domanda molto intelligente è: ma cosa succede se io verso gli acconti e poi malauguratamente muoio? L'acconto che ho versato va nell'asse ereditario, come viene trattato? Allora, innanzitutto, l'acconto che lei ha versato non entra nell'asse ereditario, perché è un acconto d'imposta che lei ha versato per la sua dichiarazione di redditi. Purtroppo poi dopo lei, non lei, chi è in questa situazione che poi decede. Cosa succede? L'acconto che ha versato entrerà in una dichiarazione di rimborso, quindi sicuramente il rimborso bisognerà chiedere che venga già erogato dall'Agenzia delle Entrate, chiedendo che non entri nell'asse ereditario, proprio perché è diciamo così, un acconto che non ha determinato un'imposta, ma è stato dato in corso
nel periodo di imposta quando il soggetto era ancora in vita. Quindi suggerisco in questo caso malaugurato di fare un'istanza articolata, ma è un'ipotesi che non è che sia concreta, ipotetica, dove si domanda l'esenzione d'imposta. Avvocato, ha per caso un link tramite il quale sia possibile prenotare una consulenza con lei? Antonio Vetere. Ma Antonio, io penso di essere uno degli avvocati con più strumenti per collegarsi. Innanzitutto sul mio canale di TikTok c'è il link, poi c'è il mio sito internet che è Trelex. Lei se va a mettere sul mio profilo di TikTok, schiaccia lì, e o comunque di Instagram o comunque sul mio sito internet, lei ha tutte le indicazioni e tutti i contatti per prenotare una consulenza e per scrivermi. Ciò detto, grazie per la domanda dell'amico spagnolo. Abbiamo ancora 7 minuti. Vediamo se qualcuno si fa ancora vivo e mi scrive, perché avrei piacere che qualcuno mi telefonasse ancora. 029294 7222. Con qualche bella domanda sul fisco, che sono curioso. Oggi mi sento carico sul fisco per tra virgolette raccogliere le vostre lamentele su questo fisco, su queste tasse che sono troppo alte in Italia. Dobbiamo abbassare le tasse. Io non mi stanco mai di dirlo: se vogliamo che l'economia prenda il volo, dobbiamo diminuire le tasse, dare più potere d'acquisto agli imprenditori. Così facendo aumenteranno anche gli stipendi. È un circolo continuo. Se noi permettiamo a un imprenditore di guadagnare un pochettino di più, sarà a suo vantaggio avere dei dipendenti che pagherà meglio. Questo, io ci credo, questa cosa non è utopia, è la verità. Se una persona guadagna di più, perché non deve pagare il giusto ai suoi collaboratori? Ma sarebbe un pazzo. Un collaboratore che lavora bene per una persona renderà molto di più rispetto a uno che lavorerà e prenderà pochi soldi. Quindi credo molto che il dare più potere d'acquisto nelle mani di un imprenditore possa, o comunque di un libero professionista, possa garantire all'economia di spiccare il volo. Questo è un mio principio che sembra banale, ma purtroppo non viene mai accolto. Quindi io faccio un appello affinché vengano abbassate le tasse, in cui ci sia un paese più giusto da questo punto di vista. Abbiamo un sistema fiscale molto complesso, un'imposizione fiscale esagerata, che non si può pagare il 60% di tasse, e quindi in qualche maniera si deve trovare uno strumento per rendere più equo il sistema impositivo, ok? Deve essere più equo, non può essere una bastonata, ok? Questo è quello che accade da noi. Intanto c'è un po' di gente che si collega su TikTok, abbiamo ancora 5 minutini. 029294 722. Vediamo se al volo mi arriva un'altra telefonata, sarei molto contento di sentirvi. E quindi signori, oggi il tempo è volato anche oggi, nonostante che ci sono state poche telefonate. Però vediamo se c'è. Eccoci, rispondi. Tra 2 o 3 minuti iniziamo a chiudere. Sì, mi dicono la regia che da 2 o 3 minuti, quindi alle 17:59 chiudiamo. Ancora 3 minuti. Cosa facciamo in questi 3 minuti? Facciamo un piccolo riepilogo di quello che ci siamo detti, per giusto fare un flash riepilogativo. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata dei problemi condominiali, abbiamo parlato dei problemi con l'amministratore, abbiamo parlato dei problemi con le spese che magari vengono ripartite male. Cosa fare in questi casi? Bisogna farsi analizzare bene le cose da un avvocato, farsi assistere, perché io dico sempre la casa è sacra, quindi avere la certezza che le cose vengono gestite. C'è una chiamata al volo, vai. Una chiamata al volo. Sì, pronto, buonasera, con chi parlo? Buone feste a voi e una domanda flash. Sì. Oggi è stato confermato dall'Istat che l'84% delle tasse che si pagano li pagano lavoratori e pensionati, l'84%. Io oggi, guardi, per risolvere il problema, il reato di evasione deve ancora rimanere amministrativo o penale, come in America? Questa è la mia domanda, perché non se ne può più. Sì, i miliardari che vadano. Grazie. Sì. A lei, grazie di averci chiamato. Allora, io questo numero che lei dice, sinceramente, sa che prendo il Sole 24 Ore di oggi, guardi, perché io l'ho letto in modo diverso. Sole 24 Ore di oggi, in prima pagina, IRPEF, il 60% pagato dal ceto medio, quindi vuol dire che il 64% di tasse è pagato dai contribuenti medici. I redditi dichiarati dai contribuenti italiani superano quota 1.000 miliardi.
L'IRPEF mostra tutte le sue crepe con profonde disuguaglianze tra chi dichiara e paga il 22% dei contribuenti tra 35. Quindi cosa dice? Questo numero è un po' diverso da quello che dice l'amico, ma in sintesi però è questo, ovvero che tanto, il 64% viene pagato dal ceto medio, quindi viene pagato da chi non guadagna tanto, quindi sicuramente c'è un problema di evasione. Ma io non sono così catastrofista, nel senso giustizialista, di andare a mettere in galera le persone. Cioè, questo strumento che lei dice, di renderlo penale, è uno strumento che sicuramente di per sé può essere giusto, ma se noi partiamo ad abbassare il carico fiscale, automaticamente vedrà che questa evasione diminuisce, perché a volte purtroppo il diavolo tentatore funziona così. Chiudiamo appena riesci, 20 secondi riesco e finisco. A volte volevo dire, abbassare le tasse potrebbe consentire anche di abbassare l'evasione fiscale, perché con un fisco più giusto automaticamente le persone andrebbero sicuramente a essere più incentivate a versare in maniera più equa le imposte e soprattutto più corretta, diminuendo l'evasione. Approfondiremo questo tema nella prossima puntata perché è molto interessante. Seguiteci ancora, grazie di aver seguito e buona serata a tutti e buona Pasqua. Avete ascoltato L'Avvocato risponde. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Amici di Radio Libertà, volete partecipare a questo sondaggio? Ditemi un po', quanti di voi aprono l'ombrello dopo che ha smesso di piovere? Perché installare l'antifurto dopo aver subito un furto è come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Ma oggi abbiamo la soluzione giusta per voi e ce la presenta Claudio della Sicurbet. Benvenuto e a te la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio per la presentazione, vi prego anche di prendere carta e penna così potete scrivere il numero che è 389 11 89 705. L'antifurto Dialogos è un'esclusiva Sicurbet progettato e costruito interamente da noi, made in Italy, vi permette di rimanere in casa dall'allarme inserito, anche se avete degli animali in casa potete lasciarlo attivo 24 ore su 24, se l'allarme scatta e quando scatta vi avvisa immediatamente tramite messaggi o chiamata, può essere interfacciato un impianto di videocontrollo, noi facciamo anche telecamere, installiamo anche videocontrollo, anche telecamere AI, le cosiddette telecamere intelligenza artificiale, quelle che di fatto vi inquadrano il giardino, chiunque entra nel giardino fa scattare l'allarme. Naturalmente anche nel caso doveste mancare l'energia elettrica in casa, ricevete subito una notifica che vi avvisa, lo stesso quando la corrente ritorna. Ora capisco che affrontare il problema della sicurezza senza aver subito un furto è sempre una cosa difficile, però d'altronde di fatto l'ombrello è meglio acquistarlo prima che piova, non dopo. E lo stesso vale il discorso dell'allarme, per questo noi diciamo sempre che prima è meglio che dopo. Ripeto il numero di telefono per il sopralluogo che è gratuito, il numero è 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Ora l'antifurto Dialogos è totalmente senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, di conseguenza anche se la casa è già stata costruita potete installarlo.
e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Un saluto a tutti. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale